Siglato presso la Sala San Michele della Questura di Agrigento un protocollo d'intesa denominato Protocollo Helios tra la Questura nella persona del questore Tommaso Palumbo e la cooperativa sociale Nuova Generazione, rappresentata dal presidente Laura Maria Rotolo e dalla coordinatrice del Centro Uomini Autori di Violenza Anna Amoroso. Le azioni previste dal protocollo nascono dall'istituto dell'ammonimento del questore, previsto dalla legge rispetto alla violenza domestica e allo stalking. L'ammonimento è uno strumento importante che rappresenta un primo avvertimento rivolto ai soggetti maltrattanti che evidenzia il disvalore sociale e successivamente penale della loro condotta. L'ammonimento del questore punta a bloccare le recidive degli episodi di violenza di genere prima che questi diventino un crimine prevalentemente rilevante, intervenendo direttamente sul maltrattante attraverso il suo inserimento in percorsi di recupero, rieducazione e quindi di riabilitazione, pertanto uno strumento di vera prevenzione. Con il protocollo Helios, quindi, oltre all'azione inibitoria rispetto alla reiterazione di determinati comportamenti per i quali viene adottato l'ammonimento del questore, si aggiunge un ulteriore strumento che prevede per l'autore delle condotte censurate di intraprendere facoltativamente un percorso di rieducazione con il sostegno di un'equipe specializzata che lo potrà aiutare a prendere consapevolezza del disvalore sociale e della lesività degli atteggiamenti prevaricatori, riducendo così il rischio di recidiva. Guardi, i dati sono assolutamente rilevanti, ma sono comunque in linea con tutto quello che è la tendenza sia regionale che nazionale. Non abbiamo un fenomeno di allarme da questo punto di vista, ma abbiamo un fenomeno presente e su questo è importante per noi vigilare e naturalmente anche per tutti prendere in considerazione dell'esistenza di questi comportamenti e prendere in considerazione la necessità di cambiare mentalità, forse, che è la cosa più importante. Dottoressa, come funziona il percorso? Il percorso è un invio ufficiale da parte della questura, dell'UEPE, può esserci anche un accesso spontaneo da parte dell'uomo che prende consapevolezza di un problema esistente e viene subito preso in carico con un lavoro individuale o un lavoro di gruppo con altri uomini che comunque hanno avviato questo percorso e ha una durata di 12 mesi, comunque perché è un percorso lungo, perché proprio vuol dire rivisitare il proprio vissuto, elaborarlo e prenderne consapevolezza. Questa persona viene eseguita da esperti? Sono dei dei psicologi che hanno fatto tutto un percorso di formazione specifica, affiancati da un CAM famoso in Italia che è il CAM di Firenze, si sono formati lì per migliorare le proprie competenze sulla presa in carico di questi uomini autori di reato, comunque all'inizio di un percorso di reato. Nel dettaglio, come si recupera un uomo maltrattante? E si recupera con un'elaborazione importante, un riconoscimento importante da parte dell'uomo che quello che ha commesso è un reato e sulla possibilità che possa esserci una recidiva nuovamente e con un'escalation che tutti conosciamo. La divisione anticrimine che io appunto reggo grazie al signor Questore si occupa dell'istruttoria di tutti gli atti che ovviamente sono a firma del Questore, in questo caso nell'andare a esaminare la pericolosità sociale dei soggetti che vengono raggiunti dai provvedimenti di ammonimento. I provvedimenti di ammonimento che sono alla base di questa iniziativa che oggi noi abbiamo appunto, che il Questore insieme al Presidente della Cooperativa Sociale Nuova Generazione hanno stipulato, che è appunto quello di intraprendere un percorso, come appunto hanno detto, di riabilitazione e di rieducazione. Quindi ogni qualvolta, e quindi viene diciamo l'attività della Questura e della Divisione Anticrimine, ogni qualvolta si verifichino tutti quei fatti che portano a dover emettere un provvedimento di ammonimento e quindi di avvertimento della persona destinataria nell'ambito di quella che è la violenza domestica, quindi la violenza di genere, lo stalking o la violenza domestica, a quel punto accanto all'emissione del provvedimento di ammonimento ci sarà anche questa possibilità di